caro carburanti e bollette si riversa sulla filiera agroalimentare con costi raddoppiati per i consumatori, l'allarme di Confcommercio e gli aumenti maggiori per i prodotti freschi. La prossima settimana all'hub vaccinale dell'Ente Fiera Martignacco sarà attivato uno sportello per i prigionieri del Green Pass, risposte e soluzioni per guariti e vaccinati che non hanno ancora ricevuto la certificazione verde. Ingresso consentito ai soli vaccinati, lo si legge in un cartello alla porta di un'osteria di via Pradamano a Udine, così all'interno del locale i clienti si sentono più sicuri, spiega il titolare. Assemblea pubblica degli studenti in piazza Primo Maggio a Udine, dalla nuova maturità all'alternanza scuola-lavoro, diversi problemi affrontati e scoppia il caso Stringer, mercoledì presidio in piazza Venerio. Con 11 gol, l'Udinese è una delle 3 di A che hanno segnato di più nell'ultimo quarto d'ora. Il Verona nello stesso intervallo ne ha subiti ben 15. Domenica torna Delofeu e Cioffi conferma Marì. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Generi alimentari sempre più cari con prezzi sugli scaffali dei supermercati addirittura raddoppiati in questo inizio 2022. Una situazione definita quantomeno preoccupante da Confcommercio, che al momento non trova soluzione a causa del caro trasporti e caro bollette che va a riversarsi sull'intera filiera. Pane, carne e anche caffè sempre più cari, bollette da salasso e benzina vicine ai 2 euro. Non c'è freno all'impennata dei prezzi, con rincari che toccano ogni settore, a cominciare dall'agroalimentare. Nella prima fase di produzione assolutamente in maniera molto importante per quanto riguarda poi tutte le tematiche riguardo i fertilizzanti, si parla anche di un 300-400% su determinati articoli fondamentali per la produzione di qualsiasi articolo. E poi tutta la filiera, passando poi per la lavorazione dei prodotti e anche su quello che è il sistema trasporti, assolutamente anche quello penalizzato per il caro carburanti e non solo, per i minori volumi che abbiamo oggi in questo ultimo mese verso tutta la filiera. L'inflazione si tradurrà in un esborso a famiglia di circa 1.000 euro a fine anno in più rispetto al 2021. C'è già chi ha cominciato a stringere la cinghia, più costi uguali minori vendite, quindi, risultato, qualche azienda ha già chiuso alcune linee di produzione perché non conviene più. Siamo molto preoccupati perché tante aziende hanno già chiuso determinate linee di produzione perché non ce la fanno a sostenere tutto quello che è l'iter della produzione e quindi dei costi normali di produzione. Assolutamente cominciano a mancare dei prodotti che sono fondamentali per la filiera. E a soffrire pesantemente per il caro carburanti sono gli autotrasportatori. Massimo Masotti, referente logistica per Confindustria, chiede all'Unione Europea di intervenire sulle accise. Dice i nostri concorrenti dall'est sono avvantaggiati, il rischio è la scomparsa del settore. Stiamo molto preoccupati, la categoria è in subbuglio in questo momento proprio perché questo trend di aumento del carburante sembra non fermarsi. Questo ovviamente per noi autotrasportatori in cui il carburante incide per circa 1/3 dei nostri costi di esercizio è una grossa preoccupazione. Certamente i 2 euro al litro sono superati se il trend continua in questa direzione qua e per noi è un grosso problema perché possiamo anche andare dai nostri clienti a chiedergli aumenti. Ma è chiaro che oltre una certa soglia diventa non più interessante vendere il prodotto magari in Spagna piuttosto che in Francia, piuttosto che all'estero, quindi maggiore aumenta il costo del carburante e minore è la propensione all'esportazione delle nostre imprese. Questo è un tema, quello delle accise in particolare, che da anni noi come categoria stiamo sollevando. L'Unione Europea è assente su questo argomento perché ha in vigore una direttiva che non uniforma le accise nei vari paesi, anzi crea proprio una distinzione Stato per Stato e questo permette a paesi in particolare dell'est, in particolare la Polonia, l'Ungheria, di offrire carburante a prezzo molto basso e quindi sulle nostre autostrade arrivano veicoli dai paesi all'est con serbatoi da 1000-1200 litri, quindi pieni di carburante, quindi entrano, non acquistano nulla in Italia, viaggiano andata e ritorno, occupano l'autostrada, tra virgolette, e fanno concorrenza a noi.
E i rincari energetici pesano e molto anche sui comuni, da qui l'iniziativa a livello nazionale di ANCI che ieri sera ha portato 3.000 comuni in tutta Italia a spegnere l'illuminazione su alcuni edifici simbolo delle diverse località in regione. A Valvasone Arzene il Consiglio Comunale si è riunito a lume di candela. Atmosfera medievale ieri sera a Valvasone Arzene, non per una rievocazione storica, ma per una forma di protesta contro i rincari energetici che, oltre a famiglie ed imprese, interessano anche le amministrazioni comunali. Il Consiglio Comunale ieri sera alle 20 si è riunito a lume di candela. Anche il Comune di Valvasone Arzene ha deciso di sottoscrivere questa manifestazione con lo spegnimento di monumenti come il castello a Valvasone, la fontana davanti all'ex municipio d'Arzene e ancora il monumento dedicato a Erri Bertoia a San Lorenzo. Cui si può far fronte solo con il taglio di spesa virtuosa, quella ad esempio delle politiche sociali, o con l'aumento della tassazione. E il nostro comune, la Valvasone Arzene, abbiamo già registrato un possibile aumento di circa 80.000 euro. Allora abbiamo deciso di cogliere l'occasione che ieri sera c'era anche il Consiglio Comunale, e anche il Consiglio Comunale alle 20 si è fermato per accendere dei lumini e fare in modo di far notare ancora di più qual è la preoccupazione che abbiamo come amministratori. E per il comune di Pordenone aumenti inattesi per 1,5 milioni di euro per i costi di luce e gas. Gli aumenti esponenziali dovuti al caro energia mettono in ginocchio le casse dei comuni che ieri per protestare hanno spento le luci dei palazzi pubblici. A Pordenone la situazione è molto complicata e il sindaco Ciriani non usa mezzi termini. Il comune di Pordenone ha stimato, ma è una stima assolutamente spannometrica, temiamo che in realtà i conti saranno ancora più duri, un aumento di circa 1,5 milioni di euro in più sulle bollette di luce e gas che dobbiamo spendere per riscaldare e illuminare gli edifici pubblici, le scuole, gli asili, le biblioteche, eccetera. Il governo ha finanziato un po' tutto, si è dimenticato però degli enti locali. I sindaci sono gli enti di prossimità a cui il cittadino si rivolge per qualsiasi esigenza, anche quelle che non competono ai comuni. E quindi è necessario un piano straordinario da parte del governo. A fronte dei rincari rischia così di vedersi azzerato lo sforzo chiesto ai cittadini con il recente aumento dell'IRPEF dallo 0,2 allo 0,6%. Purtroppo sì, l'addizionale IRPEF è aumentata per cercare di mettere in sicurezza i conti, ma le previsioni sono veramente terribili. Forse non sarà sufficiente, ma non possiamo continuare a aumentare i tributi. Dall'altro lato non possiamo tagliare i servizi. Cosa faccio? Taglio gli asili, taglio le biblioteche, taglio il Teatro Verdi, taglio le politiche sociali. No, sono servizi che prima stavano in piedi perfettamente con un bilancio che era gestito bene. Questo al netto dell'aumento delle materie prime. Conseguentemente le casse dei comuni rischiano veramente il dissesto. E questo però mette anche a nudo la debolezza di l'assenza totale di una strategia sia a livello governativo sia a livello europeo. A luglio, quando si iniziò a parlare, fu sottovalutato questo problema e oggi ricade pesantemente sui sindaci che non hanno armi e strumenti per poterlo arginare. Il Covid comincia da lente della presa anche nella nostra regione, calano i contagi, oggi 500, resta invece ancora alto il numero delle vittime, 9. Calano i contagi e tornano su valori decisamente più contenuti. Il Covid piano piano sta mollando la sua presa anche in Friuli Venezia Giulia, dove la variante Omicron era arrivata con 2 settimane di ritardo. Da oggi non servono neanche più le mascherine all'aperto e anche se dagli ospedali arrivano l'appelli alla prudenza, si inizia a guardare avanti. Noi dobbiamo cominciare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Quindi è giusto dare l'attenzione al fatto che i nostri ospedali ancora hanno un peso importante. Però a questo peso importante dobbiamo organizzarci, essere pronti nel momento in cui questo peso troverà più leggerezza, mettiamola così, di recuperare e di andare incontro a quello che io chiamo l'altra sanità, che secondo me in questo momento soffre e costa molto di più. La tendenza della curva è chiara, sappiamo che la tendenza della curva del contagio ha un effetto a 10-15 giorni sulla domanda ospedaliera. Speriamo di non andare incontro a nuove mutazioni, perché quello è la preoccupazione che abbiamo tutti. Nel dettaglio del bollettino odierno sono 500 i nuovi contagi con un tasso del 7% dei tamponi molecolari positivi e dell'8,7% degli antigenici. A fine gennaio i valori erano rispettivamente del 13 e del 15%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 390. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 30
30-59 anni. Resta alto il numero di decessi, con 9 persone venute a mancare, tra cui un uomo di 49 anni di Nimis deceduto in ospedale. Attualmente ci sono ancora 37.300 persone in isolamento. Oggi via la mascherina in luoghi aperti e lontano da assembramenti. Siamo andati a vedere com'è andata tra le vie di Udine. Oggi ho messo il rossetto per festeggiare, possiamo vederci finalmente la bocca e sorridere, no? Perché devo mettere la mascherina? Se oggi non è obbligatorio. Quindi per lei va benissimo a essere finalmente libero? Sì. Lei ha pensato di rimanere ancora con la mascherina? È più comodo? No, io la odio ferocemente. Cioè, ce l'ho addosso perché appena uscita dal lavoro sono in giro per il centro, ho tempo di cavarla, rimetterla, ho detto vabbè, la tengo su per il momento. Però, cioè, ecco, si usano perché sono indispensabili, però onestamente dopo un po' veramente cominciano, non lo so, è l'elastico che ti tira, è l'orecchio che ti fa male, bisogna... Non è che mi dà fastidio, la tengo così. Ma pensa fra qualche giorno di toglierla? Ma no, anche adesso, però è l'abitudine che ce l'ho, mica per altro. La mascherina dava fastidio, specialmente uno che non respira con quelle lì, che ce l'ho. Non si respira bene, tutto lì. E comunque lei ce l'ha perché per entrare... Dove? Ne ho due. Unica e una di casa. E ci sono buone notizie per i prigionieri del Green Pass, tutti i friulani bloccati in casa, pur essendo guariti dal Covid, e coloro che, pur avendo completato il ciclo vaccinale o effettuato la terza dose, non dispongono della certificazione verde, avranno a disposizione uno sportello dedicato che sarà operativo la prossima settimana nell'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Martignacco per appunto risolvere problematiche legate all'ottenimento della certificazione verde o allo spostamento della seconda dose. Lo sportello sarà ad accesso libero lunedì prossimo dalle 14:30 alle 18:30, mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, giovedì dalle 9 alle 12, un servizio riservato ai residenti nel territorio dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, quindi vale a dire l'ex provincia di Udine, o che hanno effettuato la vaccinazione nei centri vaccinali della stessa azienda. Il direttore generale Caporale dice: siamo consapevoli delle difficoltà per molti cittadini, per questo abbiamo organizzato uno sportello dedicato per verificare e correggere qualche errore che può esserci stato. Vittorino Talamini, ricercatore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine, contrario al Green Pass, è stato sospeso dall'Ateneo friulano. A comunicarlo sui social è stato lo stesso docente, scrivendo di aver ricevuto ieri via mail un decreto rettorale di sospensione dal servizio e dunque oggi, aggiunge, non ho potuto far parte della commissione d'esame per gli esami di meccanica razionale e di fisica matematica. Contesto questa sospensione, ha aggiunto, e attendo di conoscere il motivo, che per l'Ateneo sta nel fatto che non avrei presentato sufficienti certificazioni. Talamini ha confermato di non essere vaccinato, ma di aspettarsi spiegazioni ulteriori sul perché le documentazioni presentate non siano state ritenute sufficienti. L'Università di Udine non ha voluto commentare nei confronti di Talamini. Lo scorso ottobre il rettore Pinton aveva avviato un procedimento disciplinare dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il ricercatore, prima di iniziare la lezione alle matricole di ingegneria, aveva spiegato in aula la sua posizione contro il Green Pass. Il Comune di Udine si costituirà parte civile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per cancellare le scritte Novax che sono apparse negli ultimi mesi in città. Scritte di Novax continuano ad apparire in città, ma dove sono i controlli anche attraverso le telecamere? Lo abbiamo chiesto all'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Tendenzialmente queste persone scelgono dei luoghi in cui non ci sono telecamere e quindi ovviamente individuarli, soprattutto se le scritte vengono fatte a tarda notte è difficile, ma soprattutto riteniamo che queste persone sappiano i luoghi in cui ci sono dei sistemi di videosorveglianza e i luoghi in cui non ci sono sistemi
sistemi di videosorveglianza. Tuttavia noi abbiamo un'enorme fiducia nella capacità investigativa della Polizia di Stato, sappiamo che sono al lavoro per individuare i responsabili, quindi ci auguriamo che i responsabili vengano individuati e puniti il prima possibile, poi il Comune nel caso di un processo si costituirà parte civile per ottenere il rimborso di tutte le spese che abbiamo sostenuto per cancellare queste scritte. E ci sono anche scritte contro le scritte Novax, sono apparse su alcuni cartelloni esposti alla porta d'ingresso alla scuola Arismondo di via Forlanini a Trieste, dove 2 notti fa i Novax hanno compiuto atti vandalici scrivendo i loro proclami con lo spray a vernice rossa. Non si toccano i bambini, si legge, ma nemmeno le nostre scuole, poi la notte si dorme, non si imbratta, o ancora prossima volta mandate una mail. A Udine, in via Pradamano, l'osteria Fusar consente l'ingresso solo ai vaccinati. L'ho fatto, dice il titolare, per tutelare i clienti che all'interno del locale si sentono più sicuri. Giorgio Romanello, titolare dell'osteria Fusar in via Pradamano, ha deciso di specificare bene chi può entrare o meno nella sua osteria. Divieto d'entrata per non vaccinati, si entra con mascherina che copre bocca e naso. Come mai questa scelta? Questo cartello è un po' diverso da quelli prestampati, che la gente praticamente dopo qualche mese non vede più, cioè perché si dimentica di quelli già prestampati. Quindi ho fatto un cartello un pochettino più evidente, anche per dare una mano, anche perché ho clienti che non sopportano persone che non vaccinate, insomma, quindi io devo rispettare la mia clientela, no? Tanto c'è un bar, un'osteria ogni 20 metri, quindi uno è libero di andare tranquillamente in altri bar, insomma. Quindi lei l'ha fatto per tutelare la mia clientela, la quale è schierata praticamente dalla parte della legge, desidera di non essere disturbata da gente che non ritiene opportuno adeguarsi alle normative. In seguito a ispezioni che hanno interessato anche la provincia di Udine, i carabinieri dei reparti tutela agroalimentare di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina hanno sequestrato in tutta Italia oltre 10 tonnellate di carne suina lavorata per un valore commerciale di circa 135.000 euro. È l'operazione Barbecue 4 che ha portato a ispezionare oltre 30 aziende di trasformazione e vendita di carne suina per verificare la corretta applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti e tutela delle indicazioni geografiche del consumatore. Con le ispezioni nelle scorse settimane che hanno interessato salumifici, prosciuttifici e macellerie anche della provincia di Udine sono state riscontrate irregolarità concernenti la mancata indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni e sono state elevate sanzioni amministrative in totale per circa 38.000 euro. Un autoarticolato è andato in fiamme in un'area privata di Talmassons, il mezzo era parcheggiato, le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare, è accaduto nel pomeriggio, nessuno è rimasto ferito, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno evitato che le fiamme distruggessero completamente il semirimorchio. Studenti oggi raccolti in assemblea pubblica in piazza Primo Maggio per discutere delle prossime azioni. Si è parlato del nuovo esame di maturità ma anche dell'alternanza scuola-lavoro e poi scatta anche il caso Stringer. Noi chiediamo intanto che vengano riconosciuti maggiormente i crediti, che venga abolita la seconda prova e che si ascoltino gli studenti per capire anche le problematiche, perché dopo 2 anni di DAD, con tutte le problematiche ad essa connessa che sono, diciamo, lampanti ed evidenti a tutti, proporre un esame di Stato come era precedentemente al Covid è una scelta a dir poco arbitraria e senza nessun senso. Si discute anche sull'alternanza scuola-lavoro dopo la morte di Lorenzo Parelli. Si chiede intanto un codice etico per le aziende che ospitano gli studenti e le studentesse, poi si chiede maggior sicurezza e un'altra delle rivendicazioni importanti che portiamo avanti è quella di corsi sulla conoscenza dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Mercoledì 16 lo Stringer scende in piazza, per quali ragioni? Perché lo Stringer come scuola ha seri problemi strutturali, da numerose finestre che non funzionano, dai pavimenti. C'è stata una prova di evocazione effettuata il 21 dicembre in cui sono stati rivelati 11 punti non funzionanti dell'allarme antincendio e questa è una cosa allucinante. Poi i motivi sono diversi, sia dal mancato ascolto degli studenti sia appunto da
numerosi problemi legati anche al trasporto scolastico e alle problematiche anche della localizzazione dello stringer, in quanto perderebbero tutti gli studenti e le studentesse perderebbero circa un terzo della pausa pranzo per dover andare a piedi fino agli esercizi commerciali più vicini. E sulle problematiche legate allo stringer interviene la dirigente scolastica Monica Napoli dicendo di non comprendere i motivi della protesta perché abbiamo sempre ascoltato le esigenze dei ragazzi e stiamo cercando le soluzioni adeguate compatibilmente con i ritardi dettati dalla emergenza pandemica. Siamo consci di alcuni problemi strutturali legati soprattutto ai serramenti e alla mancanza delle panchine, ma la mancanza di materiale ha creato ritardi negli ordini e nelle consegne. C'è però una buona notizia, aggiunge, riguarda il progetto del quinto lotto dell'istituto che prevede la costruzione di 24 nuove aule di un ristorante didattico. Il 15 verrà presentato il progetto di allargamento dell'edificio agli studenti. L'ultimo punto poi sulla pausa pranzo. La dirigente dice che il Covid non consente il pasto in aula e quindi la situazione attuale costringe gli studenti a non restare nell'istituto, ma al momento il problema non può essere risolto perché legato appunto alla situazione pandemica. Parliamo di mercato del lavoro per il quale il 2021 è stato l'anno del grande rimbalzo. Il 6% in più di crescita del PIL dopo l'annus horribilis del 2020 faceva ben sperare e il mercato del lavoro ha rispettato le attese. In Friuli Venezia Giulia ha fatto segnare un netto segno positivo sui nuovi lavoratori, non solo rispetto all'anno precedente ma anche rispetto al 2019. 9.100 nuovi lavoratori, 2.710 in più rispetto all'ultimo anno pre-pandemico. È il delta positivo tra 240.748 assunzioni e 231.586 cessazioni tra licenziamenti, fine contratti e pensionamenti. A segnalarlo è l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro che sottolinea come ora ci siano più lavoratori rispetto a prima della pandemia. Esplose in particolare le assunzioni per gli under 29, 88.940, cresciute di 4.000 unità rispetto al 2019 e per gli over 55, oltre 30.000. Una crescita trainata però dal lavoro temporaneo. Delle 240.000 assunzioni, più di metà sono contratte a tempo determinato. E anche nelle cessazioni dei dati è emersa una novità, segno dei tempi, sono cresciute sensibilmente le dimissioni volontarie, passate da 44.000 ad oltre 53.000, cresciute del 17,8%. Quasi una cessazione su 4 in Friuli Venezia Giulia è dovuta a dimissioni. All'aumento delle assunzioni però è corrisposta una grande richiesta da parte delle aziende che hanno fame di lavoratori. L'unico settore in cui non sono aumentate è quello che più ha sofferto la crisi del Covid, quello della ristorazione e degli alberghi. A trainare la crescita è il settore delle costruzioni, più 10%, seguito dalla manifattura e dal terziario. Bilancio record nel 2021 per Civibank che è nel mirino dell'OPA lanciata da Sparcasse. Bilancio record, il migliore in 135 anni di storia per Civibank, il cui CDA oggi ha approvato i numeri del bilancio 2021 che vedono l'utile netto dell'istituto di credito di Cividale salire a 14,1 milioni di euro, più 108% rispetto allo scorso esercizio. Le masse amministrate da Civibank salgono a 7 miliardi 844 milioni di euro, pari al 22% del PIL del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'anno la banca ha erogato complessivamente 773 milioni di euro di nuovi finanziamenti, di cui 506 a piccole e medie imprese e 267 a famiglie, con una crescita complessiva del 16,9% rispetto al 2020. In calo i crediti deteriorati, mentre il segno è positivo per la raccolta diretta, oltre i 3 miliardi di euro, indiretta superiore al miliardo e 2 il risparmio gestito, poco sopra il miliardo di euro. L'elevata solidità della banca, anche per effetto dell'aumento di capitale conclusosi nel secondo semestre del 2021 e confermata dai coefficienti patrimoniali, come si legge in una nota del gruppo, è il presupposto per continuare il percorso di ulteriore forte crescita intrapreso. I numeri da record di Civibank fanno il paio con quelli di Sparcasse approvati ieri e potrebbero agevolare la realizzazione dell'OPA della Banca Altoatesina sull'Istituto Friulano, come auspicato dai vertici della Cassa di risparmio di Bolzano, che a Telefriuli hanno ventilato la possibilità di chiusura dell'operazione a maggio. A Udine da oggi la nuova rotonda di Sant'Osvaldo è dedicata a Norma Cossetto.
Norma Cossetto, una studentessa universitaria istriana di 24 anni di Visinada, venne torturata, violentata e gettata in una foiba vicino ad Antignana assieme ad altre 25 persone nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. A lei il comune di Udine ha dedicato la rotonda tra le vie della Valle, Atimis e Sant'Osvaldo. Per tanti anni purtroppo non si poteva parlare di queste cose, era una specie di tabù. Finalmente possiamo dire come sono andate le cose e soprattutto testimoniare e ricordare queste valorose persone che purtroppo in alcuni casi sono anche morte. La medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, Paola Del Din, aveva conosciuto Norma Cossetto personalmente. Ha queste belle guance della ragazza sana che va fuori all'aria, sa, e che prende il sole. Quello lo ricordo, perché era proprio noi eravamo così allora, non eravamo sofisticati per niente. È impossibile che sia finita così, ecco. Una cosa incredibile, orripilante. Vero? Ecco, lei era stata fermata da un gruppo di... Erano due altri istriani, lei insegnava, allora forse aveva urgenza di ritornare e prendeva la bicicletta per andare a insegnare nei paesi dell'interno. Però diceva no, i Seboni, mi ricordo parlando veneto, i Seboni mi fa in giro in bicicletta, non mi fa mai ite. E restando a Udine fa discutere la giostra posizionata in via Mercato Vecchio. In via Mercato Vecchio a Udine per la prima volta è stata posta la giostra che un tempo allietava i bambini di fronte all'ingresso principale di Palazzo d'Aronco, dove ora è sistemata la struttura che ospiterà un'edicola. Il nuovo posizionamento della giostra ha acceso polemiche in seno al Consiglio Comunale. A me spiace che la sinistra voglia fare polemica su ogni cosa, ha fatto polemica sul Babbo Natale in Piazza Libertà che invece è stato molto apprezzato dalle famiglie e dai bambini e in questo momento qua fa polemica su una giostra a via Mercato Vecchio e siccome è un momento ludico di divertimento per le famiglie e per i bambini, perché siamo in periodo di carnevale, io penso che sia un'occasione importante per fare festa e per ritornare ad una normalità che purtroppo l'emergenza coronavirus ci ha tolto. Spiace che la sinistra per i loro dissidi interni, visto che non riescono a mettersi d'accordo sul candidato sindaco perché qualcuno non vuole Venanzi, se la prendono con le famiglie e con i bambini nel periodo di carnevale. Seduta straordinaria oggi per la Giunta Comunale di Udine che ha deliberato l'integrazione del documento unico di programmazione 2022-2024 con 5 progetti per 6,2 milioni di euro attraverso i quali l'amministrazione intende partecipare alla ripartizione dei fondi del PNRR. Si tratta, ha spiegato il vice sindaco Loris Michelini, di interventi di pubblico interesse che riguardano il restauro e la valorizzazione di giardini storici, il rafforzamento della mobilità ciclistica e la riqualificazione di 2 immobili di proprietà del Comune da destinare rispettivamente ai cittadini in stato di povertà estrema e ai soggetti fragili. Mi pare che Udine, ha chiuso Michelini, con buona pace dei critici ad ogni costo, stia giocando la sua partita nell'ambito del PNRR con un'idea chiara di sé. A Tavagnacco e caccia al fortunato vincitore di 51.000 euro grazie a un 5 al Super Enalotto. 50.000 euro, Superenalotto, un 5, quando l'avete scoperto? Ma attraverso un cliente stamattina presto che mi ha dato questa notizia. Oh, bella. È lo stesso cliente che ha vinto? No, lui aveva giocato altre cose. Però sono cose belle, sono cose che fanno piacere, vengono a giocare tanti. Poi proprio ieri pomeriggio ero anche assente che era mio figlio che faceva, quindi non ho neanche visto. Ma generalmente sono abbastanza sempre quelli che giocano, non sono abbastanza quotidianamente. Però sì, non posso avere idea. Si va tanto lontano però se sono No, sono qua del luogo, sicuro. Che insomma il nostro giro, se non è Tavagnacco, può essere Pagnacco o Branco. Ricevete idea fortunata, avete avuto già altre vincite in passato? Sì, avevamo avuto in altri giochi, a Lotteria Italia avevamo vinto 50 milioni, quando c'era ancora, abbiamo avuto alcune vincite belle. Siamo fortunati perché siamo ottimisti, no? E l'ottimismo è il sale della vita. Cosa si aspetta dal vincitore nei suoi confronti, visto che non ricevete idea fortunata? Sì, ma basta stappare una bella bottiglia insieme che siamo felici così. Un preziario per i pensionati che vogliono guardare gli operai al lavoro è il contenuto di un curioso cartello che è apparso a Buia.
Che siano tempi duri di rincari e di bollette pesanti è ben noto, ma che questo coinvolga anche i pensionati che vogliono guardare in santa pace un cantiere, questa è certamente una novità. Succede a Buia, dove il cantiere della rotonda in pieno centro, evidentemente preda ambita di chi, mani dietro la schiena, è pronto a commentare e giudicare ogni mossa degli operai del lavoro, è diventato a pagamento. Un listino prezzi in piena regola è comparso sulla recinzione che costeggia tutto lo scavo. Si va dalla sbirciatina, appena €1,20, e passando dai 5 minuti e 10 minuti si arriva alle richieste di informazioni che a seconda della profondità variano dai 25 ai €50. E per i più esigenti è previsto anche l'abbonamento alla modica cifra di €69 al mese per ogni opera presente e futura. Uno scherzo per far sorridere i passanti e magari allontanare qualche pensionato un po' troppo insistente dal cantiere che da mesi taglia in due il paese e che si sarebbe dovuto chiudere con fine gennaio, ma la cui conclusione è stata rinviata. L'unica cosa certa è che la scatola per le offerte c'è, però ancora desolatamente vuota. L'Udinese affronta domenica il Verona in trasferta, Udinese che è la squadra che ha segnato di più, una tra le tre che hanno segnato di più negli ultimi 15 minuti, stesso intervallo nel quale il Verona invece è la squadra che ha subito di più, un dato che emerge dalle statistiche di presentazione della gara, ne parleremo tra poco a Sport FVG, a seguire poi le previsioni del tempo. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.